Ha difeso la proprietà, non ha ammazzato nessuno, ha sparato in aria e quindi direi che ha fatto quello che doveva fare. Non ha dubbi il sindaco di Oderzo sull'operato del vigilante entrato in azione la notte tra il 29 e il 30 dicembre in questo piazzale della zona industriale a nord della città. Siamo in via Baite e tutt'attorno ruota la produzione di un'azienda specializzata in arredamenti e attrezzature per il bagno. Probabilmente una banda di ladri stava tentando di entrare negli uffici o forse puntavano ad alcuni accessori di pregio quando è scattato l'allarme. A quel punto è arrivata la guardia giurata della Civis che si è trovata davanti uno dei malviventi che anziché scappare ha affrontato il vigilante con un badile tentando di colpirlo più volte. La guardia, un 62enne del veneziano, a quel punto per difendersi ha estratto la pistola in dotazione esplodendo 4 colpi in aria che hanno messo in fuga il ladro con il resto della banda. Reazione comprensibile per il sindaco scardellato quanto sfrontata l'azione del malvivente. Perché tutti si sentono sempre impuniti, probabilmente perché le forze dell'ordine sono impegnate per i reati più gravi e quindi magari i reati diciamo minori un po' così, non dico che si trascurano, ma insomma ci si concentra su quelli più grossi e quindi tutti pensano di poter fare quello che vogliono. Poco dopo sul piazzale della Ronald Bathrooms sono intervenuti anche i carabinieri della tendenza di Oderzo che hanno acquisito le telecamere presenti nella zona per fare ulteriore luce sull'episodio. L'impunità è sempre il problema, ma per tutto, per i reati gravi, per quelli meno gravi, poi magari arriva col tempo, ma intanto uno pensa che invece di rimanere impunito perché non viene preso nell'immediato